Bene, complimenti ad Ascotrade per questo dono davvero di cuore e ora parlando di cuore andiamo a conoscere quello dei nuotatori del Team Veneto, una realtà davvero importante del nuoto nazionale nel nome del fondatore Gianni Gross. Il servizio. È l'orgoglio del nuoto veneto, una squadra tra le più titolate in Italia e uno dei più floridi bacini di reclutamento per la nazionale. Il Team Veneto ha presentato a Padova il suo nuovo logo e premiato per l'occasione gli atleti protagonisti dei risultati più prestigiosi delle ultime stagioni. Un gruppo abituato ai successi che ha totalizzato 72 record italiani e 272 medaglie tra gli assoluti in 24 anni di una storia nata da un'intuizione di Gianni Gross, che nel 1993 decise di creare una selezione dei migliori nuotatori del territorio regionale. Noi abbiamo visto nel Veneto nascere grandissimi campioni e dare dei grandi risultati proprio per questo segnale che bisogna essere attenti, non dividersi in parrocchiette come io dico, ma di dire che nello sport ha bisogno di conoscersi, di costruire e di fare assieme un percorso. Oggi con Team Veneto si allenano 100 dei migliori atleti regionali assoluti, oltre a 300 esordienti e quasi 5.000 giovanissimi delle scuole nuoto di Padova, Cittadella, Preganziol, Rosà, Tezze sul Brenta, Stra e Vigonza. Proprio i giovani sono il grande patrimonio della società che in 24 anni ha raccolto 30 titoli juniores e che dal 2002 ad oggi ha portato ogni anno in nazionale almeno un atleta. La nostra forza è quella di avere un vivaio di giovani che continuano a crescere e continuano a essere degli atleti per la nazionale. Non abbiamo mai comprato nessun atleta, non abbiamo mai stipendiato nessun atleta e per questo ci differenziamo dagli altri. Abbiamo nelle nostre file, nelle piscine, tanti Rosolino, tanti Fioravanti, tanti Paltrinieri, tanti Pellegrini. Il problema è che andando avanti si perdono nella strada per motivi più vari, sociali, emozionali, personali, affettivi. Il compito che egregiamente, per esempio, svolge questo team è quello di seguirli nella crescita. Una vera fucina di talenti allenati da istruttori di talento come Moreno Daga, che ha portato Matteo Furlana all'argento mondiale nel fondo, e Tonino Spagnolo, allenatore di Aglaia Pezzato, bronzo alle ultime Universiadi. A loro il riconoscimento di migliori allenatori dell'anno, un premio ex equo per scherzare sulle polemiche accese a livello nazionale tra i big Pellegrini e Paltrinieri. Tra me e Moreno c'è un'amicizia che dura da 30 anni e la stima credo che sia reciproca. I successi che lui ha ottenuto credo che in Italia possano vantarli in pochi. Io posso solo che essere contento di essere al suo fianco. Diciamo che la forza del Team Veneto è proprio la comunione di intenti tra i vari allenatori delle varie società. Dalle convocazioni olimpiche di Alice Mizzaua, Aglaia Pezzato e Andrea Toniato alle medaglie d'oro negli europei juniores di Ilaria Cusinato e Giulia Salin, sono tantissimi i traguardi raggiunti da Team Veneto solamente negli ultimi 10 mesi, dopo la scomparsa del fondatore Gianni Gross. Un padre che ha lasciato un'eredità ricca di valori umani, preziosa anche più di una medaglia d'oro. Abbiamo una grande famiglia sostanzialmente e mi ha accompagnato in tutta la mia carriera finora da quando ho 19 anni che sono arrivato qua a Padova. Faccio parte di questa squadra da 7 anni. In questi 7 anni qualche risultato c'è stato tra ori europei a Berlino 2014 ed Debrecen 2012, un argento mondiale a Kazan 2015 e 2 Olimpiadi. Penso di essere di gran lunga il più longevo dentro questa squadra e è una grande famiglia, mi sono sempre trovato bene e la porto nel cuore ormai da molti anni. Bene, con l'energia di questi campioni veneti chiudiamo questa puntata di Cronache Trevigiane. Tutti i servizi li potete rivedere su www.cronachetrevigiane.tv e seguiteci come sempre dalla nostra fanpage di Facebook. Grazie ancora, alla prossima!